Ciao Stefano, ciao. Grazie. Grazie a voi per avermi invitato qua. So che ieri sera eri in teatro, sì, e stasera sei di nuovo in teatro. Sì. Quindi la nostra fortuna è che tu sei a Bologna, sì, quindi relativamente sei venuto in vicino, macchina e quindi ritornerai in macchina sì, per tornare in teatro. Sì. Senti un po', parlando prima con te, sì, lo sapevo già, tu hai esordito giovanissimo sì, con un grande del cinema italiano, sì, con Federico Fellini. Sì. Ci vuoi raccontare un attimo questo incontro con il grande maestro del cinema? Beh, è stato un incontro che in qualche modo ti segna, ti lascia qualcosa dentro di molto forte e di molto profondo. Io ero a Roma ed ero al Teatro Sistina con la compagnia del Gran Pavese, Susi Bledi, Patrizio Roversi, Gemelli Leggeri, stavano facendo uno spettacolo. E finito lo spettacolo c'è sempre un'aria un po' goliardica, nel senso si va nei camerini, si scherza. Io vado nel mio camerino, devo dire che portavo una parrucca nello spettacolo, quindi avevo la calza, sai, di rete per fissare bene la parrucca. In camerino chiaramente ci si spoglia dal costume, si resta in mutande. Io sento bussare alla porta del camerino, chiedo chi è e una voce dall'altra parte mi dice sono Federico Fellini e io gli dico va bene, torni un po' più tardi, credendo che fosse un collega mio, e non si è sentito più niente. Io ho continuato a cambiarmi, dopo un po' risento bussare alla porta. Io dico sì e mi dice sono Federico Fellini. Allora io in mutande e con la calza con la veletta in testa vado ad aprire la porta per insultare un mio collega e davanti c'era Federico Fellini con 2 fotografi. Io divento rosso ancora adesso se ci penso. Avrei voluto non essere mai nato, ma neanche nell'idea dei miei genitori avrei voluto esserci. Mi sono scusato con quella voce che non c'era più. Gli ho detto mi scusi, io non potevo, e un po' ridevo e un po' avevo il magone. Lui ha detto da grandissimo qual è, perché è comunque sempre il grande regista. Mi disse guarda, mi disse guardi, non si preoccupi, capisco l'euforia che c'è nei camerini, io avrei bisogno di parlarle. Allora io dalle mutande mi metto addosso qualcosa, lo faccio accomodare e lui mi dice guardi, io ho visto il suo percorso, io a quell'epoca non parlavo, facevo un personaggio muto, infatti ho fatto drive-in da muto, perché insomma era un personaggio che avevo studiato alla scuola di teatro, funzionava molto questo stupore con gli occhi sbarrati, quindi non parlavo. Lui dice guardi, io sto preparando un film che si chiama La voce della luna, tratto da un romanzo di Cavazzoni, il poema dei lunatici, dove ho bisogno di questo personaggio che non parla ma che dialoga solamente con la luna, quindi io credo che lei sia l'attore giusto per fare questa parte. Se lei accetta, a me farebbe molto piacere. Io già guardavo, scherzi a parte non c'era ancora, ma io mi guardavo attorno per cercare le telecamere e mi disse niente, adesso tra 15 giorni la contatterà la produzione e quindi mi farà molto piacere lavorare con lei, le posso fare 2 foto. Mi ha fatto 2 foto e mi ha detto delle cose imbarazzanti. So che Fellini era un grande bugiardone, gli piaceva raccontare, però mi ha detto delle cose che insomma, se ci penso adesso mi emozionano ancora tanto sul mio lavoro di attore. E quindi mi ha detto tra 15 giorni contatterà la produzione e ci vedremo a Roma per il film, arrivederci. Lui aveva questa vocina e mi chiamava Vitolino, mi diceva Vitolino va bene, ci vediamo tra 15 giorni. Cioè, come si può sentire, avevo 22 anni, hai capito? Ci si sente col mondo in mano. Passa una settimana, passano 2 settimane, passano 3 settimane, non arriva nessuna telefonata. Poi arriva una telefonata ed è lui, Fellini, che mi dice guarda Vitolino, purtroppo tu non sei ancora un nome in cui la produzione può puntare, quindi non ti posso avere nel ruolo che volevo io, quindi mi dispiace, ciao. E giù il telefono. Dio buono, dalle stelle alle stalle proprio. E allora vabbè dai, insomma 22 anni, vabbè.
Dopo 4 giorni suona il telefono. È Fellini che mi dice: guarda Vitolino, io devo assolutamente lavorare con te, ho scritto una parte per te. Ha scritto appositamente una parte per me per avermi nel suo film. I fratelli Micheluzzi in origine erano 2, c'era quello Roberto Benigni che lavorava sulle antenne, cioè nel cielo, c'era un attore inglese che adesso non mi ricordo più il nome, che lavorava nelle fogne, quindi il cielo e la terra, e ha messo me in mezzo per gestire questi 2. E quindi mi ha voluto sul set. E in quel periodo Roberto Benigni non stava bene, io avevo parecchie scene con Roberto Benigni, non stava bene, quindi le scene che dovevo fare con Roberto me le faceva Fellini. Quindi io per 8 giorni ho lavorato io e Federico Fellini sul set, un'esperienza straordinaria, perché lui non andava a vedere come i registi nella televisione, lui aveva la macchina da presa sempre sulla testa, lui stava sempre sotto la macchina da presa. Infatti ci sono delle foto dove lui è sdraiato per terra con la macchina da presa sopra, perché lui voleva vedere esattamente quello che vedeva la macchina, non andava a vedere nel monitor. È stata un'esperienza fantastica, lui un grandissimo. Alla mattina arrivavo sul set, chiaramente nei set di Fellini non esistono i copioni, solo lui sa quello che succede. Mi diceva: Vitolino, allora lo sai cosa devi fare oggi? Io dicevo: no, signor Fellino, dammi del tu. Io non sono mai riuscito a dargli del tu. Allora cercavo un pezzetto di carta, mi scriveva quello che dovevo dire e me lo dava. È stata un'esperienza fantastica, capisci cosa vuol dire lavorare con un grande, quando uno non deve dimostrare niente, ma è Fellini, mi portava il cappuccino, Fellini mi faceva sedere sulla sua seggiola, insomma è stata un'esperienza come primo film, devo dire, fantastica. Fortunatamente ho mantenuto quella linea, nel senso che ho lavorato sempre con registi di un certo tipo e tutti quanti hanno scritto per me, perché io ho questa caratteristica fisica molto importante, dove è una croce e una delizia, nel senso che io devo fare le parti che i registi scrivono, perché ho una fisicità che non mi permette di fare tante cose, però quando un regista ti chiama è perché vuole esattamente te. Ti posso raccontare un aneddoto fantastico di Fellini. I set di Fellini sono straordinari, c'erano 3 macchine da presa contemporaneamente, 250 comparse, 2 dolly che si muovevano. La scena, io nel film mi chiamo Vito, mi ha lasciato il mio nome, e Roberto Benigni si chiamava Ivo. Una scena complicatissima, Tonino Delli Colli, direttore della fotografia, un esterno, quindi un giorno con le nuvole passavano, coprivano il sole, quindi bisognava girare tra una nuvola e l'altra, se no cambiava la luce. Una scena enorme, veramente. Io sono di prima scena, dovevo venire avanti all'azione, allora c'è il silenzio, motore, azione, Fellini dice: avanti Ivo, bacca boia, io mi chiamo Vito, non mi muovo. Allora, no, vabbè, rifacciamo, Tonino del Colli, dai, calzone, via. Allora, avanti, pronti, azione, vai Ivo! Porca boia, chiama Ivo, io non mi chiamo, io non so, poteva cambiare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, era Federico Fellini, cosa vai a dire? No, signor Fellini, io mi chiamo Vito, guardi, adesso toccherà, cioè non lo fai, stai zitto. 2 o 3 volte si incazza, mi dice della roba che io avrei voluto, ma peggio di quando l'ho ricevuto in mutande con la calza in testa, molto peggio. Giriamo la scena finalmente, io sono distrutto, ma proprio una cacca, un sciolto, perché davanti a 300 persone, una figura terribile. Finiamo di girare, la macchina mi accompagna in camera, io no, non voglio la macchina, vado a piedi per sbollire tutto, vado avanti incupito, dico quella è la fine, cioè non valgo niente, non so stare su un set, sono una cacca. Vado a un certo punto, mentre mi avvio ai camerini, arriva una macchina dietro, è la macchina di Fellini, apre lo sportello, mi dice: ti posso dare un passaggio ai camerini? Io dico: adesso mi uccide, mi uccide, mi ammazza. Salgo in macchina e mi dice: ti posso dare un bacino? Ho detto: va bene, mi dia il bacino. E poi mi dice: Federico Fellini, scusami, sai, io sono un vecchio regista rincoglionito. Questo per dire che cosa volevo.
Senti, ti va di raccontare un attimo ai ragazzi qual è stato il tuo percorso e il tuo esordio? Sì, beh, io non avevo da bambino nessuna intenzione di fare l'attore, io sono timidissimo, divento ancora rosso quando mi chiedono di fare le foto e gli autografi, le orecchie lampeggiano. Io ho fatto una scuola di teatro a Bologna, una scuola severissima che è durata 3 anni, 8 ore al giorno con maestri internazionali, una scuola con la direzione di Jacques Lecoq, che è un grande maestro di teatro francese. Per 3 anni, ogni 6 mesi c'era un esame di sbarramento, siamo partiti in 130, ci siamo diplomati in 2 e lavoro solo io. No, questo per dire che insomma bisogna studiare, non te lo ordina il dottore di fare l'attore, quindi. E poi, come in tutte le cose, ci vuole fortuna, ci vuole tanta fortuna. La fortuna serve una volta sola, poi dopo te la devi sgavagnare da solo. Io ho avuto la fortuna di trovare il Gran Pavese a Bologna, Patrizio Roversi, Susi Bledi, Gemelli Ruggeri, che facevano questo spettacolo. Caso ha voluto che Giovanni Minoli passasse per Bologna e perdesse un treno, ci venne a vedere e ci portò a Roma, subito a Roma in televisione. Da lì siamo andati su a Milano con Antonio Ricci, abbiamo fatto Lupo Solitario, Matrioska, Drive-In e poi tanto teatro. Io ho sempre mantenuto il rapporto con il teatro, io non ho mai fatto in televisione quello che facevo in teatro, non ho mai fatto in teatro quello che facevo in televisione, per mantenere proprio una diversità. Sono 30 anni che faccio questo lavoro e devo dire che adesso dovrei fare un gesto scaramantico, ma ve lo lascio immaginare, non lo faccio. Continuo a lavorare veramente a dei ritmi molto, molto, molto intensi, ma questo è dovuto proprio ad una serietà di lavoro che avevamo. Senti, come nasce l'idea del tuo personaggio muto? Che comunque è stato nell'immaginario collettivo. Sì. Sicuramente uno nasce dal terrore delle sessioni di esame della scuola di teatro. Io, quando in calzamaglia dovevo esibirmi alla sbarra con l'insegnante che mi diceva Bicocchi tenda almeno qualche muscolo, con questa calzamaglia con i piedi un po' lunghi davanti, e ero veramente terrorizzato. Allora l'espressione così, e poi ho visto che la gente rideva e io sono un po', ho detto vabbè, adesso mettiamola in opera questa cosa, ed è nato questo personaggio Vito muto, ma la gente credeva che io fossi veramente muto. Quando parlavano con me parlavano ad alta voce, mi dicevano buongiorno, come va? No, è stato un periodo molto bello, molto intenso, insomma, di grande sperimentazione, e poi dopo chiaramente poi hai bisogno di esprimerti con la parola, quindi mantenendo sempre quel personaggio di Vito con lo stupore negli occhi. Poi ho dato parola, non è stato facile trovare la parola per un personaggio già così forte, quindi l'ho connotato con questo accento emiliano che mi ha permesso veramente di fare delle cose molto, molto interessanti. E quindi è nato dalla paura degli esami della scuola di teatro, perché erano severissimi, anche se ridevano quando io mi esibivo alla sbarra, ma poi insomma è stata una cosa traumatica. Senti, come dicevo prima, tu adesso sei impegnato in teatro, sì. Però prima mi dicevi, possiamo dirlo? Sì. Che a breve comincerai una nuova avventura, no? Sì. Ce ne puoi parlare? Ci puoi dire qualcosa? Qualche anticipazione? Sì. Oppure... No, non c'è nessun tipo di problema. Io inizio il 16 di giugno a lavorare con Luciana Litizzetto, facciamo 8 film per Rai 1 che gireremo a Torino. Già abbiamo fatto 2 anni fa questa serie che si chiama Fuori Classe, che sono questi professori di questa scuola, una scuola che è andata molto bene, quindi da 16 di giugno alla prima settimana di settembre sarò a Torino a lavorare con la Lucianina in questi 8 film per Rai 1. Poi riprendo il teatro, insomma ne ho di cosine da fare. Senti, sì. Vediamo se ci sono delle domande, sì, dai ragazzi, lasciamo a loro la parola, vediamo un po'. Aspetta
che non ho sentito. L'anno scorso abbiamo avuto qui al festival Roberto Faenza. Com'è stato essere diretti da lui nel film Vincere? Roberto Faenza è un bravissimo regista, è un regista molto serio e molto algido sul set. È stato interessante, molto interessante. Prima ho sentito l'intervista che hai fatto prima, dove mi diceva che le attrici hanno dovuto imparare il siciliano. Noi abbiamo dovuto non solo imparare il siciliano, ma imparare un siciliano antico, perché il film parlava dei viceré, quindi un salto nella storia un po' più profondo. È stato molto bello, ma molto difficile, perché è stato un film molto impegnativo. Abbiamo girato 3 mesi a Catania con i costumi, tra l'altro la costumista premio Oscar, insomma un film veramente importante. Devo dire che con Roberto è nata un'amicizia sul set bella, profonda, sempre molto distaccata, perché Roberto, almeno da quello che l'ho potuto conoscere io, non ama molto il lavoro, lo mantiene e mi sembra anche giusto, secondo me, mantenere una distanza così da chi ti dirige il film. L'esperienza è stata bella, impegnativa. Lui mi ha chiamato a Roma per fare questo provino, che poi non mi ha fatto fare niente. Mi ha detto: a me piacerebbe che tu fossi nel film, mi farebbe molto piacere averti. Lì ho girato con la Capotondi, c'era anche lei nei Viceré. È stato un bel film, dove io tra l'altro faccio una parte non comica ma piuttosto drammatica. È stato insomma bello, impegnativo, ma di grande soddisfazione proprio. Senti, prima di sentire un'altra domanda Sì. dai ragazzi, una curiosità. Tu hai spazi dal teatro alla fiction al cinema, Sì. però hai fatto anche un videoclip musicale, no? Sì. Hai partecipato? Sì, oddio, quel con il fratello del Liga. Sì. Sì. Che esperienza è? Cioè, è Anche un mi sono nuovo linguaggio rotto quello, il no? naso. Che mi arriva una porta in faccia, ma sai, i comici non sentono dolore. No, è stata una bella esperienza, bella. E che tipo di linguaggio è? È diverso da quello? È diverso perché devi stare al tempo di musica. Tra l'altro, ecco, se vi capita di vedere La voce della luna di Fellini, provate a guardarla cantando la canzone di Perez Prado, perché quando noi giravamo Fellini metteva su quella musica lì, e se voi guardate il film e cantate vedete che tutto il set e tutti gli attori si muovono in armonia di quella musica lì. Comunque il videoclip è brigoso da fare, non è semplice. Non è semplice, devi stare con la musica fortissima dentro le orecchie, bam bam bam, loro che cantano, che suonano, che schitarrano, e tu sei lì, insomma. Però è bello, è divertente, ma a me piace fare tutto, io mi diverto, faccio questo lavoro perché mi diverte veramente tantissimo. No, assolutamente no. Io ero predestinato a lavorare in officina come ho lavorato. Io vengo da una famiglia di operai, quindi il mio destino era quello dell'officina. E poi i casi della vita hanno voluto che mi indicassi un amico questa scuola di teatro, e da lì ho avuto la svolta. Ma no, non avrei mai pensato di fare questa vita, non era programmata. Meno male che è arrivata, però. No, nessuna difficoltà, perché io parto dalla base di quel personaggio, di Vito, delle emozioni che provo io quando faccio Vito, e da lì costruisco i nuovi personaggi. Ma no, mi serve e lo uso ancora, lo uso tantissimo Vito, tantissimo proprio, quindi non ho avuto nessuna difficoltà né a fare il drammatico e né a fare personaggi diversi da quelli che facevo.
Senti, e tra i vari personaggi che tu hai interpretato, hai spaziato quindi dalla comicità alla drammaticità, quale ti porti più dentro? Quale ti ha lasciato più qualcosa che ha modificato il Vito di alcuni anni fa? Beh, è difficile, perché in ognuno di questi personaggi c'è qualcosa di importante che fa parte della mia vita, ma se ti devo dire un personaggio che l'ho vissuto veramente molto intensamente, anche se era piccolissimo. Era una parte che durava, credo, 35 secondi, neanche un minuto, nel film di Radio Freccia di Ligabue, Il cameriere, quando serve, perché lì c'è un mondo dietro, il mondo della sofferenza, del lavoro, del caldo, del rispettare gli altri, del dover essere preso in giro. In quei 30 secondi lì di questo cameriere che non ne può più, ecco, lì devo dire che quel momento lì, quel personaggino lì è quello che mi ha dato un'emozione molto grande. Tutti mi hanno emozionato, ma lì molto grande, perché ho vissuto il lavoro vero di chi fa un certo tipo di mestiere. Quello l'ho vissuto veramente in modo molto forte. Sono 35 secondi, 40 forse, ma col sudore vero, insomma, bello, è stato molto bello, molto intenso, molto molto intenso. Senti, e tu associ un po' il tuo ruolo, diciamo così, di attore nella vita anche nella solidarietà, no? Sì. Ti va di parlarne o vuoi che... Beh, guarda, io di solito non parlo di quello che faccio di solidarietà. Io sono testimonial del Telefono Azzurro e di ANT. Credo che sia importante, sia doveroso anche per persone come noi che hanno una visibilità di un certo tipo, insomma, metterla al servizio di cose socialmente utili, socialmente importanti. Quindi lo faccio sempre con grande piacere e con grande impegno. Non è una cosa che faccio ogni tanto perché mi va di fare, ma sono impegni importanti che faccio con grande piacere. E costanti soprattutto. Costanti nel tempo, sì. Senti, e hai mai pensato di ideare un film tutto tuo, di metterti da quest'altra parte e dire ok, voglio provarci anch'io? No. Io sono convinto che ognuno debba fare il proprio mestiere. Il mestiere dell'attore è completamente diverso dal mestiere di regista. Non sono in grado perché insomma è un lavoro difficile, quindi no, non mi è mai venuto in mente, non credo, ma neanche a teatro, voglio dire, no. Io sono un attore che ha bisogno di essere diretto, non sono capace di dirigere, perché io parto dal presupposto che sono tutti molto bravi e invece un regista deve anche sapere come far lavorare gli attori. No, non lo farei perché non sono in grado di farlo e non ho neanche il carisma per stare su un set. Sono molto schivo, non mi piace insomma, io faccio il mio lavoro e poi me ne vado. Senti, nei giorni scorsi un po' ho fatto una domanda un po' a tutti i nostri ospiti, specialmente agli attori, no? Nel momento in cui si fa un provino, che si vive questo momento, no, di esame quasi, no? Quotidianamente, cioè quasi quotidianamente, come ci si arriva al provino e che emozioni si provano poi nell'attesa che arrivi la risposta? No, guarda, io adesso non per fare il fenomeno, ma io non ne ho mai fatti di provini, nel senso che mi hanno sempre chiamato i registi, non ho mai, ne ho fatto uno una volta alla scuola di teatro dove mi volevano per un ruolo in teatro, feci il provino con personaggi molto importanti, poi per una questione di scuole non presero me, presero un altro, ma provini non ne ho fatti perché fortunatamente ho sempre lavorato, insomma mi hanno sempre richiesto
richiesto, quindi poi capiterà, però non lo so, ormai a 55 anni spero di fare i provini su parte e su chiamata del regista. Ero a Roma, io sono con Di Nardo nell'agenzia di cinema, e ero a Roma per fare una cosa mia, e mi chiamò Luca e disse: guarda, andresti in quello studio dove ti vogliono fare un paio di foto per una cosa che deve fare la Luciana di Tizzetto. Io dicevo vabbè, ci vado lì e faccio questa cosa in modo molto svogliato, proprio svogliati, perché non avevo nessuna intenzione, perché lavoravo in teatro, cioè nessuna intenzione proprio. Tac, te faccio quella cosa e mi chiamano, vedi, questo è culo. No, però sì, i provini li devi fare come le fanno nel resto d'Europa, su parte. Non puoi andare a fare i provini. Adesso io vedo quelli che vengono anche quando io faccio le audizioni per il teatro, vengono e insomma, un teatro cosa comico, mi fanno il monologo del Relire, insomma, come, hai capito, è difficile, no? Io ho avuto fortuna che non Senti, prima di chiudere il nostro incontro, siamo a un festival che si rivolge a 1000 ragazzi. Cosa ti senti di consegnare a loro adesso come messaggio? Come messaggio che la cultura è fondamentale. La cultura è la base su cui cresce la civiltà. In un momento come questo, dove la cultura è trattata così male, non sanno quello che potrebbero perdere veramente quelli che ci governano. La cultura è fondamentale. Un buco in una strada può essere coperto con il catrame da chiunque. La cultura è una cosa molto più importante. Quindi io vengo sempre molto volentieri in situazioni come queste, dove c'è un pubblico giovane, perché noi dobbiamo avere una fiducia smisurata, perché se le cose si cambiano, le cambiano loro. L'importante è fargli capire l'importanza della cultura. La cultura è fondamentale. Quando chiude una fabbrica è una cosa drammatica, quando chiude un teatro nessuno ne parla, ma quando chiude un teatro è una cosa molto più drammatica di quando chiude una fabbrica. A parte che i lavoratori del teatro sono uguali ai lavoratori della fabbrica, ma quando un teatro chiude e diventa un centro commerciale o diventa un parcheggio, come è successo a Genova, è un pezzo della nostra storia che si sgretola e non si recupera più. Quindi è importantissima la cultura, importantissima, e questi festival sono importantissimi proprio perché c'è un pubblico giovane, è il pubblico che può cambiare veramente le cose. Grazie.